quant'altro. Allora Mao, se io ti dico Alessandro Santinelli, tu cosa mi rispondi? Io ti rispondo birra Madama e Eccoli lo invitiamo qua. qui sul palco. Eccolo qua, ciao, un applauso dietro l'altro, un ospite dietro l'altro, Alessandro. Birra Madama, detto così non sei un ubriaco, cioè perché birra Madama? Birra Madama perché noi nasciamo 6 anni fa, sì. Da quest'anno 6 anni, abbiamo voluto dare un nome che desse ricordo a Torino, che ricordasse la torinesità in tutta Italia, e quindi la parola Madama è la parola che lega di più la città. Scusi, è chiaro, ci sta. Anche il palazzo che siete c'è. dislocati in tutta Italia, potevate usare, che ne so, qualcosa più vicino alla barriera di Milano, non vi è venuto? Ma adesso non faccia quel fumo, ma lasci per Madama ci sta, dove... poi i Savoia e quant'altro, ecco. E quindi voi cosa siete, artigiani? Noi siamo un progetto abbastanza particolare, nel senso che spieghiamolo, perché sembra semplice ma non lo è. Siamo uno studio di brew design. Vedo Mago la faccia abbastanza stranina. È strana come cosa. Adesso non si fidi della faccia di Mao. Sostanzialmente noi studiamo birra, nel senso che noi progettiamo birra, progettiamo tutta la nostra gamma, quindi abbiamo un micro impianto dove proviamo le birre prima di mandarle in linea produttiva. La birra si progetta, quindi come fosse una villa. Sostanzialmente una birra prima nasce su carta. Ecco. Nasce da un'idea e nasce su carta. Da quello, come nel nostro caso, noi progettiamo la nostra birra, quindi abbiamo noi quella che chiamiamo noi libreria di materie prime, dalla quale attingiamo, dove decidiamo di fare alcune tipologie di birra. Quindi la Pils, esattamente, che è una lager. Le brune, le crude, esattamente. Tutta la gamma. Esattamente. Sull'impianto pilota progettiamo prevalentemente le birre più particolari, sì. Le altre le disegniamo su carta, le mettiamo direttamente. Noi siamo quelli che vengono chiamati o brew firm o gypsy brewer in termine tecnico. Nell'altro caso utilizziamo, quando dobbiamo fare delle birre molto più particolari, tipo noi facciamo una birra col siero di latte e la mozzarella di bufala. Pensa a te, è bello avere un ospite così che parte, ormai ha detto tutto, bravo. Non se l'aspettava la birra con la mozzarella di bufala. Ma pensa a te, birra, cioè, mi stai dicendo delle cose veramente, quindi voi siete degli architetti della birra e in più fate della birra con quel piccolo ingrediente insospettabile, cioè la mozzarella di bufala è insospettabile. O abbiamo progetti anche abbastanza strani, anche progetti sociali. Ecco, ma adesso fra me e te, ma la birra poi con il latte fa schifo, cioè nel senso, ma non dico, ma non ha messa in verità il lattosio nella birra si utilizza prevalentemente nelle birre nere, le Milky Stout per esempio, dove viene utilizzato il lattosio in polvere. In questo caso noi utilizziamo in verità quello che viene utilizzato come scarto dalla lavorazione della mozzarella di bufala, che poi si trasforma in ricotta, sostanzialmente. Non so, esattamente, che porta però soltanto dolcezza alla birra. Molta gente quando sente parlare di questa birra pensa che sia una mozzarella, e invece no, è una birra molto morbida, si chiama Milky Daisy, una birra molto morbida, molto dolce e molto elegante. E questo è interessante. Magari la assaggerà domenica 1 marzo, perché porterete dei prototipi di birre Sì, in Piazza Madama in verità la collaborazione che noi abbiamo con Emporium è una collaborazione molto particolare, dove abbiamo cercato di portare, Birra Madama porta una serie di artigiani che fanno cibo ma di altissima qualità, sostanzialmente. Quindi voi occupate di birra, però portate... Sì, portiamo dei partner che fanno food in modo... Siete complicati voi ragazzi, dico, starvi dietro non è... Si chiama diversificazione. Non è facile, ci ha aperto un mondo, veramente. Mi stavi dicendo, siete aperti al sociale nel senso che voi la regalate la birra? No, noi abbiamo un progetto sperimentale insieme al Carcere delle Vallette di Torino, dove stiamo lavorando per portare il primo prodotto chilometri zero in ambito birrario, quindi il luppolo. Siamo partiti 1 anno fa per arrivare al 2021 alla coltivazione di 1 ettaro, quindi già all'interno delle mura del carcere. Sì. Una collaborazione che abbiamo con la cooperativa sociale Ecosol, OTRR per la parte agricola. Noi ci siamo conosciuti perché loro hanno un prodotto molto bello che è lo zafferano. In carcere coltivano già lo zafferano, zafferano di altissima qualità. Poi lì Vallette Lucento c'è una bellissima anche microclima.
Sì, belli, per in le verità. coltivazioni, Quasi- non siamo bello- nella zona non bello nord come quello della di- città. Diciamo che scherzando sulla cosa, noi siamo, i terreni sono proprio di fronte al braccio dei tossicodipendenti. Quando hanno visto crescere queste piante, perché comunque il luppolo fa parte dello stesso ramo, Certo, erano certo, contenti. Certo, È però buono, è era buono. lo stesso- Chissà in questo piazza non Re lo sapevo. Baudengo poi come verranno qua. Va bene, quante cose che scopriamo facendo Ma queste cose veramente, qua. sembra che venire qua e passare un martedì sera diceva che noi, e invece guarda quante cose stiamo scoprendo, sempre come ho chiesto agli altri ospiti, dove vi possiamo trovare? Cioè, c'è uno spazio, c'è internet, puoi Allora, darci delle coordinate? Ad oggi noi non abbiamo un nostro locale fisico di Mescita, nel senso che abbiamo un locale molto particolare all'interno dell'Accademia Internazionale di Circo Vertigo a Grugliasco. Sì, a Grugliasco. Esattamente, dove siamo aperti. Alle serre. Esattamente, dove abbiamo questa collaborazione con i ragazzi del Circo Vertigo. Stiamo lavorando tra zona Citturina e Cenisia per aprire entro fine maggio la prima Casa Madama. Oh, ecco, quindi che sia di buon auspicio. E intanto voi commercializzate la vostra birra in giro per... Sì, commercializziamo in giro all'interno degli eventi, all'interno di tutta una serie di eventi che facciamo in collaborazione con Emporium, tra cui il nostro compleanno, che quest'anno sarà il 4 di ottobre in Piazza Madama in collaborazione con Emporium, dove fino all'anno scorso ci siamo abbassati a 20 birre ospiti. Sì. Quest'anno torneremo a 30 birre ospiti, tra cui quella di Edith che ci ospita oggi. Allora guarda, non Vedi che possiamo abbiamo che fatto anche- augurarvi ogni bene, viva la birra. viva la birra. Grazie mille. Grazie Meditate, di essere stati. gente, Facciamo meditate, un applauso, come si facciamo diceva un un applauso tempo. a Alessandro Santinelli. Ciao. Birra Madama che si rifà a una Anche al alla palazzo, nostra città, alla nostra città, quindi alla nostra città. essendo un po' campanilisti bevete birra Madama, è vero. È chiaro che poi con tutte queste specialità particolari, un po' esotiche, un po' così inusuali che Sì, potrebbero sì, esserci in è queste bottiglie. bizzarro. Prossima volta Alessandro portaci degli assaggini così anche noi potremo ascoltare, cioè assaggiare. Adesso vero, magari ciò poi il che primo di producete. marzo ci metteremo lì a tastare qualcosa. Sì.